Da queste parti molti stavano aspettando questo giorno in cui bisogna mantenere la freddezza giusta per non cadere, alimentando il fuoco, scacciando le pressioni. Amici di Sportisti, ciao! Da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità e Geraci, città di Casteldaccia. Siamo nella 24esima giornata del girone B di promozione siciliana. Pallone dentro sul primo palo spizzato e c'è il gol da parte di Cazzese, la rete del Geraci. Il calcio d'angolo battuto da Lamattina, la sponda di testa da parte di Serio, la rete di Cazzese. Cross in mezzo, tacco per Gelfo, conclusione di Gelfo, scorre sul fondo lentamente. Serio, potente, ancora fuori. La battuta di Lamattina, secondo palo, Lepre prolunga, Serio, deviazione, traversa, Morello respinge via, ancora Morello da terra. Errore di Castigliola, il recupero del Geraci con Villar, allarga da Marrone, va ad inseguire Di Benedetto, pallone verso l'interno, Serio, controlla, aggancia il tiro di Serio, 2-0 Geraci, gol di Gioacchino Serio. Dopo la punizione vincente alla super giovane Castelbuono, solitari in corsa, parte Serio, in porta Morello, la lascia lì, arriva Marrone, ancora Morello, altro tiro, chi non arriva, ma c'è il fallo in attacco. Albanese pressato tanto da Guzzetta, il cross riesce comunque, pallone che capita a Velardi in area di rigore, si cerca di levarsi via l'avversario e si riesce. Velardi, 3-0 Geraci. Si va dietro nel passaggio di Guzzetta per Ferrara, dall'altro lato da Barbara, calcia verso la porta, sfiora la traversa Antonino Barbara. Vincenzo Alfano per Serio, per Marrone. Sale anche Velardi, Marrone si accentra, Marrone, ancora Marrone, verso il limite, c'è il fallo, sì, calcio di rigore, il fallo di Nicola Petruzzelli. Marrone, il gol del 4-0 del Geraci, sono 20 in campionato per il bomber della squadra di Mirko, 25 in stagione, partita ormai senza storia. Scivolata di Serio, salva tutto Lamattina per far comunicare i propri compagni. Velardi, evitato una scivolata, Velardi! E sono 5 per il Geraci. Villar, Marrone di nuovo, spazio per crossare, secondo palo a cercare Lepre, il tiro di Lepre in acrobazia. Marrone lancia in profondità, Speranza si ferma un po', piano piano si accentra Speranza, primo palo a Morello, ci arriva, parte Villar, secondo palo, si va a coordinare Signo, sale lo stesso Pisacreta, cross dentro, cerca la testa Speranza, c'è poi il tiro di Galletto, Marchio finisce giù, possesso perso da parte delle Casteldaccia, Speranza in velocità il Geraci, Marrone in campo fino all'ultimo, passaggio per Galletto, primo palo, Galletto palo, lo va a colpire Pisacreta, anticipo su Marchio, finta, Pisacreta non passa, poi Conate da fuori, Geraci che riparte in velocità, Galletto corre ancora, la chiusura quasi da parte di Benedetto, parata di Amarello, ancora Galletto, porta vuota, va a sbagliare da parte dei tifosi del Geraci, ed eccolo qui, il triplice fischio, quello diverso da tutti gli altri, dall'ultima sentenza, il Geraci dopo 3 anni torna in eccellenza siciliana, tra un soffio e l'altro dell'arbitro, la consapevolezza di ritornare nel massimo livello calcistico regionale, aritmeticamente a 2 giornate dalla fine si azzera quel periodo dell'estate del 2020 in cui il Geraci non fece in tempo
ad iscriversi, non c'era stata neanche la tolleranza da parte della Lega. Adesso questo borgo delle Madonie di appena 1500 abitanti si riprende ciò che ha conquistato sul campo sia in quel lontano 2018 che adesso nel 2023.